Recentemente, in accordo col direttore generale, col dottor Benazzi chiaramente, stiamo cercando di sviluppare un progetto per portare a domicilio la terapia oncologica, che sembrerebbe una cosa insomma abbastanza, perché uno dice come la chemioterapia a casa. Ormai anche le terapie più moderne per le neoplasie sono sempre preferibilmente la via di assunzione orale e con la tossicità acuta bassa, mentre quella che va osservata è la tossicità cronica, e questa potrebbe essere fatta anche, diciamo, come si dice, da lontano, nel senso in un regime ambulatoriale. Questo per dire che tanti pazienti potrebbero evitare, insomma, di venire in ospedale e gestire parte della terapia quantomeno a casa, chiaramente guidati e assistiti da un oncologo che si preoccuperebbe, facendo base del distretto, di seguire la terapia, la tossicità. Chiaramente questo è un passaggio importantissimo, perché apre le porte alla terapia domiciliare, alla chemioterapia, chiamiamola chemioterapia in senso lato, domiciliare, chiaramente in sicurezza, che deve essere in sicurezza e deve essere ovviamente anche sorvegliata da persone esperte, e questo noi lo stiamo già facendo, abbiamo già iniziato a farlo, mandando appunto un oncologo dei nostri a seguire il paziente a casa insieme all'infermiera e al distretto anche.